No, I'm not a writer. Aspetta. Messaggio da Tim, grazie da Tim, come da te richiesto l'offerta scelta per la linea di casa in corso di attivazione. Non riesco a guardare, non riesco a trovare il numero di telefono di questo messaggio. C'è scritto Tim e basta, adesso proviamo a sentire. Quindi 191, se non bastavano le truffe della Vodafone, anche quelle della Tim adesso. Porca troia, sono terribili. Si sente bassissimo. Se è ancora il vostro cliente, digiti 1. Se è già cliente di altro operatore e vuole passare il PIN business, digiti 2. No, io non volevo niente. La scelta da lei effettuata non è corretta. La tua chiamata sarà gestita in Italia. Meno male. Risponde l'operatore. A N 4 9 4. Pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Yuri Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Yuri Bertoldero. Ho appena ricevuto un SMS nel telefonino che dice complimenti, come da vostra richiesta la linea di casa è stata attivata. Io non ho, In linea di casa? io non ho nessuna linea di casa, io vivo in camper tra l'altro, quindi non lo so. Le passo un attimo la parte commerciale. Rimanga Grazie mille. gentilmente in linea, prego. Fate un po' scadermi la batteria della macchinetta, cazzo. Quando devo chiamare sti cialtroni qua, Team, Vodafone, eccetera, devo attaccarmi al power bank, altro che ho mollato il CP fuori a farsi un giro, non li puoi neanche guardare in cagnesco. CP! Mi sbrindolo. Laura, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, mi chiamo Yuri Bertoldero e ho ricevuto un SMS nello smartphone che dice che complimenti, mi è stata attivata la tariffa di casa di Tim. È caduta la linea. Ok, niente, ho richiamato, adesso ribecchiamoci di nuovo la solfa. Praticamente mi era finita la batteria, no? Perché sta 3 ore qua, questi qua al telefono, ma che la Sony dice... È ricaduta la linea, cioè probabilmente la Iliad non vuole che io chiami la team, cioè cade la linea. Ah, SMS da Iliad, attenzione credito esaurito, quindi sì, le chiamate alla team te le fanno pagare, nonostante le chiamate illimitate, e quindi sbam, anche finito il credito Iliad, buono, cazzo, buono! Porca puttana, brutti cialtroni. Però noi, perdona le luci, potremmo fare una cosa furba, copiare il testo del messaggio, dell'SMS che mi è arrivato presumibilmente da Tim e cercarlo su Google, vediamo cosa viene fuori. Ecco qua, vediamo questi cosa dicono da community.team.it. Mi è arrivato un SMS dalla team in cui mi ringraziano perché l'offerta da me scelta per la linea di casa è in corso di attivazione, ma non ho fatto alcuna richiesta, come me. 3 risposte. Ciao, hai già provveduto a contattare 187 per chiarimenti? Stessa cosa, mi hanno detto di aspettare lunedì. In caso ciò non è annullabile, sporgi denuncia. È successo anche ad altre persone, sta roba qua. Fantastico. Comunque il 187 è il numero da chiamare. Ciao, sono Chiara. Ti do il benvenuto nel servizio clienti in linea fissa di Team. Per richiesta rimodulazione appuntamento digita 1. Per conoscere lo stato dell'ordinativo digita 2. Per le altre esigenze digita 3. Per assistenza tecnica digita 4. 3. Stiamo trasferendo a un operatore. Oh. Informiamo che al fine di migliorare il servizio offerto potresti essere contattato successivamente per fornire un'opinione sull'assistenza ricevuta. Ma vi dico la Volvo io, altro che Ti opinione. preghiamo di attendere in linea. Dai, passami qualcuno. Ti aspettiamo tutti i passi fuori. Ma figurati se vado su teamcoso.it. Io dico a Volvo, mi finisce anche sta batteria qua. Porca miseria. Informazioni all'operatore che ti risponderà a breve. Brevissimo proprio. Ho fatto a tempo a diventare vecchio e la canzone continua ad andare in loop. Guarda Checo. Ciao Checo! Mamma mia che lunghi, che lunghi! Sai,
Che sono qua che mi sto rompendo le balle per una roba che non ho neanche richiesto io, cioè capisci? Porca puttana. Cioè qua più di essere un vlog di full time era un vlog anti-truffe e telefonia, qua sta diventando. Porca miseria. Allora, se qua non si conclude e mi arrivano bollette da pagare, gli faccio denuncia, andiamo dai caramba. Pronto? Telecom Italia, sono Maria, come posso essere per lei? Buongiorno Marina, ascolta, io ho ricevuto un SMS che mi dice complimenti, la tua linea TIM è stata attivata. Io però non ho attivato nessuna linea TIM. Come si può fare? Devo andare a fare denuncia dai carabinieri oppure è una truffa? Non lo so. Allora, praticamente il suo numero fisso è questo, 0161477165, no? Assolutamente no. E qual è il numero suo? Io non ho numero fisso, io vivo in camper. Mi può dare il numero quello che l'hanno attivato? Ma io non lo so perché a me è arrivato un SMS. No, signore, questo numero non mi risulta niente. E allora questo SMS cos'è? Cioè perché mi è arrivato questo SMS da Tim? No, signore, no, non mi risulta niente con questo numero. Perché non riesco neanche a... Lei con Team? Lei con Team? No, non sono con Tim, sono con Iliad. Però mi è arrivato No, sto è SMS... è una truffa, signore, è una truffa. Ok, quindi non lo considero. No, no, non lo considerate perché non è niente. Va bene, perfetto. Quindi se ricevo bollette della Team, eccetera, non le pago, non le considero, anche perché No, signore, non no. ho chiesto niente. Benissimo, Assolutamente no. ottimo, grazie. A lei buongiorno. Buona giornata. Te capì? Quindi se capita anche a te questo messaggio, hanno detto loro, è una truffa, casomai fate furbo, registra sempre le telefonate quando fai ste robe. Io nel telefonino, adesso io non lo uso più perché mi filmo con la telecamera, mi piace sputanare così in giro per il mondo, ma ti scarichi quelle app che registrano le telefonate, così almeno hai una prova, te la salvi, te la tieni salvata e se un giorno poi succede qualcosa tu hai la prova, insomma, ecco.